Ciao amici, bentornati. 36esimo episodio di questa partita Europa Universalis 4 con Venezia, ma come vedete ormai l'intera Italia è sotto il nostro dominio, a parte la nostra rivale storica Repubblica di Genova e i Savoia. Ma soprattutto abbiamo concluso una guerra davvero lunghissima, non so quanto è durata, ma quella con la Spagna tantissimo di sicuro, e l'altra, anche se è durata di meno, non è stata certo meno difficile. Eh, France Reconquest. Non si capisce bene la durata quale sia stata, ma non riesco a trovarla adesso su due piedi, però sarà durata almeno 20 anni. E poi appunto la guerra durissima che però ci ha portato alla conquista di Fiume e delle province argentine, dell'Inghilterra argentina, non so come dire. Qui ci sarà già qualcuno, come ignorarlo, qualche spagnolo che sta già colonizzando. La Francia qui ha ormai completato la sua prima colonia, ma purtroppo non potremo farci nulla. Non credo sia nemmeno il caso di... cioè sarebbe un po' folle reclamare il trono francese, se non altro perché perché sono stati così buoni con noi non possiamo comportarci in tale maniera. Forse sarebbe più utile invece fare un'alleanza e stringere un matrimonio con la colonia, dato che ci vorrà tempo per ripristinare la nostra buona reputazione, però io credo che con una lunga pace che avremo ci dobbiamo godere, cioè più che godere sarà una pace difficile perché abbiamo una sovraestensione del 260%, quindi sarà difficile come una guerra questa pace sostanzialmente. Allora, vediamo un po'. Ecco, selezioniamo più che altro le nostre truppe mercenarie che sono ormai l'unico cardine del... anzi, però facciamo una cosa. Ci serve un'altra flotta da mandare indietro qua. Non possiamo mandare tutti via. Siamo in pace per fortuna. Non dobbiamo preoccuparci troppo che ci affonderanno, che ci distruggeranno tutte le navi solo per un tentativo di trasporto. Io direi qui cerchiamo di distinguere le COG dalle altre. Ok, siamo, io direi così potrebbe andare bene. Questi li mandiamo qua. Allora, quello che farò io adesso è non rispondere a tutte le rivolte, ma solo a quelle che minacciano la costruzione dei core, dell'integrazione, no? Le province che devono essere integrate difenderò, cioè la Provenza, le province toscane e tutte le altre. Allora, quelle nel Sud America, quelle in Crimea, Malta, la Liburnia. Ok, va bene. Però un tentativo di difendere anche il Sud Italia potremmo farlo in effetti. Tu stai pure qua. Più che altro adesso non abbiamo nessun reggimento in Africa, il che non è gravissimo, però è da sapere. Questo gli avevano detto proprio noi di staccare quella danneggiata. E poi soprattutto non abbiamo nessuno a proteggere qui in caso di ribellioni, questa zona. Molto grave. E tra l'altro qui c'è una ribellione, eh? C'è già una ribellione. Quindi io direi questo esercito lo dividiamo in due. Anzi in tre. Questo lo dobbiamo mandare qua. Come fare? Si sentono minacciati gli ottomani da noi. Però non ci darebbero comunque l'accesso militare. Potremmo anche cambiare a sto punto i nostri
rivali, però non ancora, insomma, aspettiamo un attimo. Comunque avete capito più o meno qual è la nostra intenzione. Iniziamo a spostare questa ingente quantità di truppe, sperando di riuscire, prima che loro conquistino il Salento, a far qualcosa. Ok, è andata bene. Allora, non ho capito bene, questo è qua? No, questo non è da nessuna parte, quindi... Ecco, come vedete abbiamo Tessaglia e Epiro che hanno queste. Noi lasciamo che avvengano da soli, almeno ci risparmiano qualche mese di sofferenza in più. Intanto, ecco, Sant'Elena, abbiamo concluso la colonia di Sant'Elena che è stata convertita alla nostra cultura e... e quindi possiamo mandare di nuovo il nostro colono qua. No, sì, no. Perché no? Eh? Questa colonia è troppo lontana. Che cavoli sta dicendo? Come è troppo lontana? Cioè, i francesi possono colonizzare, noi che abbiamo tutte le colonie vicine, no? Mm, credo di non aver capito qualcosa. Vabbè, lo mandiamo qua. Non si è capito niente, davvero. Siamo in perdite economiche e abbiamo anche un debito, ma niente di grave, niente di grave. Spendiamo 40 ducati al mese in mercenari. Insomma, nei prossimi anni dovremo cercare di risistemare la situazione. Siamo davvero in una condizione esecrabile. Ok. Qui non c'è... Dovremmo mettere a Venezia, dai, a Venezia non c'è rischio di ribellione, almeno. Non credo. Sì, c'è pure a Venezia, ma non c'è un luogo in questo mondo dove non abbiamo pericoli di rivolte. E questo naturalmente è causato dalla sovraestensione. Ma Venezia non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. Ecco, qui possiamo anche fare un trattamento più duro. Qui si ribelleranno. Per fortuna abbiamo... Io direi di metterlo a chi arriva per primo perché il rischio di rivolta qui è altissimo. Non possiamo spendere così tanto però per diminuirlo. Comunque io... Uè. Ecco, altre ribellioni. Pure in Lucania. Cavoli, questa non ci voleva. Ok. Ecco, qui c'è già stata una ribellione, cosa che già ci aspettavamo. Attaccatevi a questa unità. Qui io non so cosa convenga fare perché quasi quasi. Allora, prima di tutto qui reclutiamo altri mercenari. Mio Dio, che costi. E qui quasi converrebbe annullare, però finché ce la possiamo fare non mi arrendo, dai. Abbiamo già il colonialismo contro la Spagna. Allora intanto abbiamo un diplomatico libero. Dove lo mandiamo? Appunto a Colonia. Volevo mandarlo perché voglio avere un'alleanza con loro. E anche un matrimonio reale. Voglio insomma cercare di migliorare le relazioni in modo... Però... Questo viene dal Marocco. Dovremmo vendere anche un'altra provincia giustamente al Marocco. Ma quindi questi dove li sto mandando? Unitevi ai francesi, almeno loro possono difenderci, non so cosa dirvi. Ecco, qui abbiamo perso la provincia a causa dei... No, non so se l'abbiamo persa, ma tra 5 giorni... No! Siamo stati fortunatissimi, dai! Ok, il diplomatico è tornato. Abbiamo una relazione di troppo, ci dicono. Ma per prima cosa vendiamo una provincia al Marocco. Safi. Per 0, va benissimo. Ok. Ok, abbiamo ingaggiato i nemici in Salento. E se la vedranno davvero male. Abbiamo un altro diplomatico libero. Possiamo mandarlo già a Colonia? No? Però dovremmo diminuire le nostre relazioni diplomatiche, in effetti.
Crimea, accesso militare, non ci serve più. Ok. Oh, benissimo, un'altra colonia che si sostiene da sola. E l'unica cosa adesso è capire perché non possiamo. Questo ce l'hanno fregato. Ecco, come vedrete, passerà la curia proprio adesso che ce l'hanno fregato. No, non lo so. Speriamo davvero di no, perché sarebbe gravissimo. Questo è lontano, non è nel nostro target, non si sa davvero perché. Ma com'è possibile? No? Forse il target è influenzato dalla sovraestensione? Naturalmente il commercio è influenzato tantissimo dalla sovraestensione, questo ci sta costando davvero tanto. Vorrei reclutare quest'uomo, ma ci costerebbe troppo. Quattro leader, il massimo è uno. Ecco, aver perso il controllo della curia non è affatto buono. Ma davvero non possiamo colonizzare qua? Allora, vediamo le nostre colonie. Una è questa. Potremmo mandarlo qua. Però mi sembra davvero assurdo che sia fuori dal nostro range. Non ho capito perché. Finito. In pratica non possiamo. Ma è assurdo questo, eh. In- Ma scusate, questa non è abbastanza vicina? Insomma, non si è capito per nulla. Deve essere un errore perché non me lo spiego diversamente. E vabbè, e comunque allora fondiamo una nuova colonia, dai. Fondiamo una nuova colonia, perché no? Non saprei, però penso che... Oh, qui stanno... Questi di dove? I portoghesi stanno arrivando di nuovo. Io colonizzo questa. Ma sì. Qui ne mando indietro uno proprio per controllare la situazione. Va bene. Allora, questo si trova ormai... Dove? Ce la possiamo fare. Se non ce la fanno in questo turno, ce la facciamo noi. Sempre... so- se tutto va bene, insomma. Se vinciamo la battaglia, perché non è affatto certo che vinceremo. Dovrei aver... Cavoli, non riusciamo... Pensavo ci riuscissimo... Ecco, la Romagna si è ribellata. Cavoli, quanto ci si impiega a fare un mercenario qua? Però abbiamo guadagnato una provincia nazionale. Cavoli, però. Vediamo, se non ce la fanno in questo turno, li sconfiggiamo. Forse. Forse li sconfiggiamo. Speriamo bene. Dai, non fatecela. Siate clementi. Bene. Bene, vi prego. Abbiamo un buon leader. Ce la possiamo fare. Vi distruggiamo, insomma. Ok, qui abbiamo vinto. Andiamo anche in Calabria. Allora, intanto qui abbiamo appunto altre navi. Voi francesi ci seguireste se noi attacchiamo questi? No. Ok. Allora rimaniamo qua, è molto meglio. Ok. Abbiamo dei diplomatici liberi.
Allora, ne abbiamo in Würzburg e in Marrakesh. Ok. E cosa possiamo fare nel frattempo? Magari cercare di migliorare le relazioni con chi ci ha come perenni nemici. Non si sa mai che potrebbe tornarci utile in futuro. Allora, sarà un po' difficile migliorare le relazioni con la Spagna, ma noi ci proveremo e intanto continuiamo la nostra opera. No, no. Dobbiamo, ecco, fare il matrimonio reale con Colonia, che tra l'altro è una successione disputata, ma non ci interessa moltissimo. Ma voi attacchereste davvero? Siete così buoni? No, andate... Ah, no, sulle navi, ho capito. Ok, qui, attenzione, stiamo ingaggiando i ribelli che ci stanno battendo. Ah! No, dai che li battiamo noi. Non abbiamo grandissima fortuna, a dir la verità. Intanto mi chiedo come sta andando qua. Cavoli, abbiamo quasi finito, non può andare così male. Ce la dobbiamo fare. Oh, cavoli. No, qui stiamo perdendo. Ce stanno dando di tanta ragione. Vabbè, in Calabria gliele abbiamo date noi, ma non cambia moltissimo. Questi sono troppi. Vabbè. Per ora non ci sono ribellioni in quella zona, ma mi pare strano. Ok, cerchiamo di tenere la situazione sott'occhio. Ah cavoli, voi vi siete bloccati? Non era proprio quello che volevo. Qui ci sono pure i pirati. Spostiamo anche la flotta. Qui come sta andando? Dov'è? Stiamo morendo, però forse vinciamo. Vi prego, dai, resistete che dobbiamo far fuori anche altra gentaglia. No! Voi arrivate, dai, su! Date manforte. Ecco, questa è andata bene, dai che ce la facciamo. Con queste... La sovraestensione ci sta davvero rovinando tutto, come capite. Ok. Però ce l'abbiamo fatta davvero miracolosamente. Aspettiamo la fine del mese qua. E poi dobbiamo assolutamente attaccare il prima possibile quest'altri. E... Colonia. Gli diamo l'accesso militare. E poi proclameremo anche la garanzia alla loro indipendenza. Ok, conquista contro l'Inghilterra perché avranno fatto qualcosa anche sti inglesi, naturalmente, che ne inventano una peggio del diavolo. Ecco, hanno colonizzato sta zona. E qui intanto la situazione non è migliore. Ecco, per fortuna abbiamo la flotta dei Caraibi che non è tanto più dei Caraibi, ma qui dovremmo vincere, dai. Spero che arriveremo. Allora, possiamo aumentare un po' la velocità, forse. Arriviamo il 22 dicembre. Non in tempo, non arriviamo in tempo, attenzione. Non dirmi che avremo sfortuna. Ecco, non dirmelo. Intanto riprendiamoci sto cardinale prima. Va bene, la Serbia può benissimo anche essere occupata, ma non quell'altra provincia lì. Quella non deve assolutamente essere occupata. Allora, intanto vediamo i ribelli. Questi stanno avendo troppo successo, in effetti, eh. Allora. Colonia, ci vogliamo bene. Ma che bello.
Votate per noi, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta, attenzione. Non pensavo di riuscire a farcela in tutte e due le posizioni, a dire il vero, invece è andata davvero bene. Che meraviglia. Quanto è bello. I norvegesi hanno dovuto arrendersi alla nostra superiorità. Abbiamo anche preso il giorno giustissimo per riprendere morale già da adesso. Ecco qua, possiamo togliere... Ah, intanto c'è una nuova decisione, attenzione. L'atto di blasfemia dichiara la blasfemia una legge comune e perciò rendi offesa legale mostrare ripugnanza o per un dio ridicolo, per Gesù oppure per le sacre scritture in ogni forma o modo. E questo ci darebbe più potere missionario e meno tolleranza agli eretici, dato che appunto questo segue la nostra linea politica che abbiamo avuto fino ad ora. Adottiamo questa legge, ci sembra anche giusto. Livonian Order ci odia, ok. Intanto almeno la Svezia ci vuole bene. Ecco, Monteverdi si riconosce subito. Allora, ok, voi attaccate sti folli ribelli. Ma anzi, potremmo anche evitare di attaccarli, appunto perché credo che ormai non sia così difficile unificare l'Italia. Allora, questi qua io li mando qua. Allora, il diplomatico adesso cosa lo usiamo a fare? Ok, il diplomatico lo manderei a Colonia. No, non c'è più niente a fare a Colonia, quindi... Ma mandiamolo... No, in Francia anche lì non c'è più niente. Mandiamolo in Portogallo a cercare di migliorare. Dato che si sentono minacciati a noi, cerchiamo di renderli ancora più succubi. Ecco, dove? In Casablanca. Con la nostra reputazione, i nostri vicini pensano che noi siamo l'emanazione del demonio e stanno tutti tramando la nostra fine. Cospiratori nazionalisti si stanno diffondendo bugie e stanno accendendo il sentimento di ribellione a Casablanca. Ok, bene. Ottimo. Che belle notizie. Ma sì, attacchiamo, dai. No, scherzo. Mandiamoci almeno un buon generale. Allora, vediamo di riunire le flotte. Ecco, queste due flotte. Perché non riunirle? Ok. Cerchiamo di mantenere questo cardinale. Ok, abbiamo attaccato i romagnoli. Maledetti, non ce la farete. Cavoli, qui stanno straperdendo. Allora, dato... Wow, li abbiamo distrutti. Possiamo allora proseguire in Bosnia. Intanto però c'è stata anche una ribellione ippona. Vabbè, iniziamo allora, usiamo il nostro metodo. Fammi tutta sta strada. Ok. Qui forse ci conviene accettare prima che succeda qualcosa. Ok, finito sto sentimento di ribellione nelle province. Siamo ancora in perdita comunque. Ok. Intanto dovremmo contrastare anche... Ah, ma possiamo contrastarlo. Dai, forza colombiani. Ecco, questi sono gli eventi che odio. Chi è qua? Ah, ok. I nostri ufficiali disertano. Disillusi dalle ripetute e apparentemente inutili guerre di Antonio Quirini. Ma come osate, maledetti? Molti ufficiali, non avete capito quanto sono utili le nostre guerre?
Molti ufficiali nell'esercito hanno disertato per cercare migliore posizione in altri luoghi. Ma non avete capito che il nostro esercito è il migliore al mondo? Brutti maledetti. Cavoli, perdiamo 10 di... Quant'è che ci impiegheremo a risolvere la sovraestensione? Siamo al 2... Dobbiamo almeno scendere sotto quel limite, ma per scendere sotto quel limite dovremo fare... Insomma... Ma perché Pisa e Firenze sono... Ah no, ok, non sono troppo indietro. Ma non basterà far Pisa e Firenze, serve anche la Provenza, quindi 5 anni di sofferenza ci aspettano, davvero di grandissima sofferenza. Però finché siamo in pace, tutto sommato, ce la possiamo cavare, dai. Cosa pensa di noi il Papa? No, aspetta. Abbiamo delle relazioni negative col Papa. Mio Dio, potrebbero anche scomunicarci. Per fortuna c'è la Francia al comando della curia, non ci scomunicherà mai la Francia, vero? Speriamo. Cavoli, la Bosnia ha già avuto successo. Potosk non ci interessa. Allora, quindi miglioriamo le relazioni con te, Papa. Carissimo! Papa carissimo! Allora, quindi qui dobbiamo cambiare completamente la strada perché... No, aspettate. Ecco, ho sbagliato tutto. No, anzi, vai prima qua, dai, fai così. Tutto un giro pazzesco. Allora, voi intanto andate qua. Intanto qua tutto bene, sembrerebbe, forse. Forse va tutto bene. Io direi, iniziamo. Penso possiamo permetterci di annullare queste truppe davvero troppo costose. E magari anche 2 di questi cavalieri. E comunque andiamo a recuperare quegli altri uomini. Ok, finite alcune cose negative per fortuna. Ok, qui abbiamo già convertito alla nostra cultura anche queste province. E qui invece ci sarebbe un problemuccio. Infatti non sarebbe male provare un attacco a questi... Aie! Per fortuna abbiamo un generale, per fortuna, ma non è detto che vinceremo. Abbiamo guadagnato una provincia nazionale. A sto punto, in effetti, forse ci conviene spostare quelli che sono già qui. O no? Non lo so. No, vabbè, spostiamo questo. Qui c'è maggiore rischio ribellione, comunque. Ma qui stiamo convertendo... Ma siamo pazzi? Non abbiamo il core, ma stiamo convertendo. Ah sì? Vabbè, facciamo così. Non so se annullarlo e integrare, ma... Ragusa intanto ha conquistato Ragusa. Ok. Abbiamo perso un altro cardinale. Oh mio Dio. Sì. Tentiamo l'assalto a Ragusa, dai. Ok. E rimaniamo un attimo. Oh mio Dio.
Sì, l'importante appunto è riuscire... Guardate, questo lo togliamo un attimo qua. Non è così importante distruggere tutti i ribelli. Potremo anche scendere a patti se sarà necessario. Allora, ascoltate, attacchiamo insieme qua. No? Ragazzi, siete una mia colonia, fate un po' quello che vi dico. Speriamo non abbiano già successo. Ok. Allora, qui... Dov'è che sono? Patrioti inglesi? Stanno già per avere successo, ma dove? Cavoli. Abbiamo vinto, ma... Ok, è successo un po' di roba. Ok, qui praticamente la Norvegia, bene, ha ceduto 2 province, maledetta Norvegia, ti passerò di colonizzare. Abbiamo stabilito anche con successo questa colonia e abbiamo vinto, bene, tante... naturalmente, dato che c'erano tante notizie positive, la Spagna è entrata in coalizione contro noi. Vabbè, speriamo che queste armate, se c'è un'altra ribellione, insomma, siamo rovinati, abbiamo capito. Seguitemi, maledetti. Rivolta ad Atene. Perché ad Atene? Ci vogliamo bene, ateniesi. Ah, dov'è che è il nostro... Ecco. Qui c'è il rischio di rivolta, no. Allora, quindi voi andate qua. Allora, qui do questo generale che è un po' più forte, per quanto possa essere forte un generale con 2 e 2 di potenza, però... E questo lo mando qua perché li stiamo integrando e c'è... Ah no, c'è più rischio di rivolta qua, allora lo mandiamo qua. Ah, la Norvegia ha lasciato la coalizione contro noi. Staranno ancora colonizzando quei norvegesi? No, avranno perso le loro brame colonistiche. Ecco, bravi, ci hanno seguito, grandissimi. Oh, bene, abbiamo un'altra colonia completata. No! Per un giorno ci hanno fregato ancora. Stavo per mandarlo io. Allora, le nostre colonie dove sono? Questa ce l'ha. Questa ce l'ha. Questa non ce l'ha. Questa non è fuori dal range, quindi... vabbè, cosa facciamo? Ne mandiamo una nuova. Questi sono i francesi. Mi piacerebbe anche continuare la colonizzazione in queste zone. Qui però ci sono altri... Facciamo così, dai, mandiamo qua. Mandiamo qua. Non possiamo reclutare naturalmente nessuno, siamo... Unitevi a noi. Alleati, venite qui, accorrete in nostro aiuto, se no siamo rovinati. Qua altre ribellioni. Qui abbiamo vinto, ottimo. Anzi, rimaniamo pure qua. Voi avete un leader? Sì. Rimanete qua. E questo... No, ma qui rimaniamocene in pace. Meglio rimanere calmi. Allora, però qua è il rischio di... Ok, dobbiamo accettare per forza le domande qua. Va bene. Ci può stare. Ci può comunque stare. Andiamo più veloci. Andiamo belli veloci. Ok. Ci odiate un po' di meno, vero? Dov'è che siete? Ma siamo sempre negativi, ma... Le relazioni negative col Papa non le volevo proprio. Vabbè, facciamo fuori questi qua, dai. Un diplomatico è tornato. E lo rimandiamo da dove veniva. Dov'è che era? Forse qua? Oh, guardate qui.
un abbondante raccolto. Il raccolto di quest'anno è stato eccezionale. Raramente nella storia della nostra nazione la terra ha portato così tante bontà. La popolazione ha già iniziato a interpretare questo come un segno che abbiamo il favore divino. Bravissimi. E abbiamo un sacco di soldi soprattutto. Più che il favore divino direi che abbiamo un sacco di soldi, quelli che ci servono per il maestro e la zecca che voglio tanto. Ok. Che bello. Morto un governatore al Canada. Vabbè, mettiamo di nuovo quello diplomatico. Russia. In Svezia è finito l'epoca di... come si dice? Disordini religiosi. Andiamo ad Atene. Ribelli patrioti greci. Mi dispiace un po' far fuori i patrioti greci. Però non possiamo tollerare la loro insubordinazione. Danimarca c'è... Mio Dio, ha preso altre 2 province. La Svezia è diventata molto potente, eh? Speriamo faccia da contraltare alla Russia. Ecco, maledetto Commonwealth. Io dovrei togliere l'alleanza con te, credo. Però mi dispiace cancellarla, dato che sei uno dei pochi stati che ci vogliono ancora bene. Naturalmente questi eventi continueranno fino a che non avremo risistemato la situazione. Ecco, questa è invece una ribellione molto importante. Quindi andiamo direttamente qua. No, andiamo di qua prima, perché non possiamo passare di certo. Però... facciamo così. Voi andate a distruggerli. Non basta? Ma sì, dai, non avete più morale, maledetti. Elpidos Romanos. Elpidos, no, non so come si pronuncia, però... Ma arrenditi! Ok. Andate anche voi. Il conquistadore è morto. Cavoli, non potremo neanche rimpiazzarlo. Perché abbiamo poco potere militare. Qui speriamo che i nativi non ci attacchino più che altro. Questa ribellione fiorentina ci sta facendo perdere tempo. No, dove andate? Non avete capito un cavolo. Passate di qui. Ui, per fortuna. No, mica tanta fortuna. Allora, allora, voi andatemi qua. Dobbiamo mandare delle altre truppe. Oh mio Dio. Anche il Marocco ha bisogno del nostro aiuto. Sì, dobbiamo mandare delle truppe appunto a sostegno. No! Non ci credo, lana produciamo. Ah, che bella notizia! Come bella notizia? Ma non hai capito che produco lana, ma... Lana! Cioè... Io vado a fare le colonie in America per produrre lana, secondo loro. Fra quanto? Ti pareva? Tra quanto avrei... ci manca ancora un po'. Ci vuole sempre tempo. Ah, per fortuna abbiamo finito una colonia, però. Il Marocco sta diventando si sta occidentalizzando.
un'ottima idea davvero Marocco, soprattutto considerando che sei nella situazione interna più ideale per fare una cosa così difficile come occidentalizzarti, ma davvero, complimenti. Mm. Mm. Vabbè. Ma dov'è le nostre navi? Io credevo avessimo anche un'altra nave oltre a questa. Mi pareva che ne avessimo 60 in tutto. Ne abbiamo persa una? Ah, eccola. Abbiamo perso pure il colonialismo contro la Francia. Beh, non ci serviva al momento. Tu dovresti andarmi qua. Perché non abbiamo l'accesso militare? Ah no. Datecelo sto accesso militare. Una ribellione in Morea, giustamente, dato che non ne avevamo abbastanza. Mio Dio, ste ribellioni. Pensate se adesso ci dichiarasse guerra qualcuno in che situazione saremmo. Ok, non pensateci più, se no potreste avere degli infarti. La mandiamo dei rinforzi perché non l'ho fatto prima. Ok, però almeno qui abbiamo avuto successo. Buon. Questo è molto buono. Qui ci serve. Ok, abbiamo ingaggiato i nemici a Firenze. Ottimo. E con questo concludiamo l'episodio, io credo. Ippona, vabbè. E dovremmo unire anche le... Ascolta, andatevene tutti un po' a fare i bravi. Ok, Ragusa. Come vedete abbiamo un controllo quasi assoluto dei commerci mondiali. Tunisi, costa della Mauritania, Rio della Plata. La Plata vuol dire argento in spagnolo, è il nome da cui poi è nato il nome Argentina. Panama, Capo di Buona Speranza, Ragusa, Venezia e Caraibi, controlliamo noi i commerci. Davvero ottimo. Nonostante questo abbiamo le finanze in calo. Chissà come mai. Allora, abbiamo fatto quello che dovevamo. Rimandiamo il diplomatico in Würzburg. E mandiamo anche... Abbiamo solo 3 colonie. Allora, dove sono i nostri? Uno è lì, uno è qua e dov'è? Allora, quante colonie abbiamo adesso? Solo 3. E quindi c'è una colonia che non ha... Ah, questa che non ha... E anche questa non li ha. Però non ne vale la pena di far passare così tanto tempo per... Ma io direi... Che ne dite di colonizzare qua? Perché no? Mandiamo magari... Dividiamo in 2 questa flotta. E la parte più... Allora, la parte più grande, questo mi ero dimenticato di imbarcarlo. Ma no, aspettate però. Dobbiamo mettere nella parte più grande almeno 12. No, almeno 13, cosa sto dicendo? Siamo in 13 di queste. E invece nella parte piccola abbiamo tante flottine insignificanti praticamente. Allora, questa flottina la mandiamo qua. Così magari si potrà chiamare ancora flotta dei Caraibi. Quella nuova la chiamiamo non prima flotta, ma flotta artica, giusto? Non c'è più la flotta artica di un tempo. Allora, flotta dei Caraibi. Questa si chiama... Per qualche questa dovrebbe essere la flotta veneziana, un po' ridimensionata. Dovremmo ricostruire una flotta. Ci servono però soldi per farlo. Dove sono i nostri soldi? E questo è mercantile di Ragusa, giusto? Mercantile di Ragusa. E abbiamo risistemato i nomi. Ok, abbiamo vinto a Firenze. Bravissimi. Qui non ci importa nient'altro praticamente. Mandiamo a Pisa perché dovremo andare a soccorrere il Marocco.
ma non solo. Cavoli. Ok, comunque vi saluto perché anche il tempo per questo episodio è finito. E ok, ci siamo riusciti a riprendere questo. Mio Dio, stanno andando velocissimi sti francesi. Perché sono così più veloci noi? Stiamo perdendo il controllo e la curia. Mai capitato. Per la sovraestensione, ecco perché. La sovraestensione causa meno 4, cioè davvero importantissima. È davvero importantissima. Va bene, quindi questa cosa ci ha fatto perdere tempo però a Firenze, come vedete. Siamo al 61% e solo tra più di un anno finiremo, mentre a Pisa già tra qualche mese avremo finito. Però alla fine la cosa più importante non è Firenze, ma è la Provenza, che ridurrà davvero drasticamente la sovraestensione, cioè la riporterà sotto il 100% se riusciremo a fare tutto quello che dobbiamo. Ma adesso il più grave problema che abbiamo non è quello, ma è perché non vi unite. Purtroppo i nostri, questi stolti dei nostri alleati non ci aiutano, e tantomeno ci aiuteranno gli inglesi contro i loro patrioti. Non possiamo nemmeno mandar via questi perché, cioè, questo deve sorvegliare la zona. Mio Dio, siamo sotto i 20.000 uomini. Dovremmo mandare, insomma, parecchia gente a sistemare le cose. Però c'è anche il problema del Marocco, quindi sarà difficile, però finora ce la stiamo cavando bene. È un momento davvero difficile questo, perché troppe ribellioni si stanno succedendo e come vedete dobbiamo solo reagire alle più importanti, quelle che ci costerebbero davvero tanto se avessero successo. Questo quant'è che ci impiega, scusate? È al 9%. Ha un progresso. Ah, non finirà mai. Ah, bellissimo, benissimo. Allora, forse ci conviene invece spendere un po' di soldi in questo, che almeno finirà. Dato che questo cioè, qualche modificatore tra questi impediva che avesse successo il missionario. Il missionario lo potremmo spendere molto meglio in queste altre isole. Ok. Eccellente. Eccellente. Ok. Allora, benissimo, alla prossima. Alla prossima.